Silvana Tosi è la consigliera comunale di maggioranza della Lega a Venezia, da sempre molto impegnata nel sociale e che, specie in questo periodo di emergenza da pandemia, segue nel concreto più di una decina di famiglie della terraferma, tra Mestre, Marghera e Campalto, rimaste a casa in cassa integrazione o peggio che una casa proprio non ce l'hanno. Consigliera che scriverà una lettera agli onorevoli del Carroccio a Roma affinché, dice, vengano integrate alcune voci del decreto rilancio a partire dal bonus spesa. Io chiedo che venga erogato mensilmente, se non in modo quindicennale. Inoltre bisogna detassare le utenze. Il governo deve capire che deve detassare tutte le utenze: gas, luce, acqua. Inoltre è essenziale fare una riforma fiscale applicando la flat tax, ossia il 15%. Dobbiamo bloccare i licenziamenti. Il decreto rilancio già se n'è occupato e chiede 5 mesi di blocco per quanto riguarda i licenziamenti. Invece io dico che è necessario applicare 1 anno. Quindi il suo appello al primo cittadino Luigi Brugnaro in merito alle politiche abitative su Venezia. Perché se non hanno un lavoro e non hanno anche, un lavoro, per pagare i canoni di locazione, queste persone non possono trovare una casa privatamente.